sei grande. Il compleanno, cosa farai il tuo compleanno? No, siamo curiosi, siamo sapere. No, ancora non lo so. Quanti anni fai? Lo possiamo sapere? Io non programmo mai. Quanti anni fai? Questo ci può dire quanti anni fai? Sì. Dice? 29. Ah, mentre sei prossimo ai 30, grande festa il 30, ma fanno fatte esagerate. Poi l'anno prossimo vedremo cosa Là sa da fare qualcosa, inventarci. si fa una cosa seria. Poi dopo arriveremo ai giorni nostri, però devo dire una cosa importante, a un certo punto nel disco c'è anche questo pezzo Male che è stato veramente... C'era un male. Però tu mi devi dire l'esperienza di cantare con Gigi D'Alessio, cioè dal vivo sto pezzo qua e inciderlo con lui, cioè, che cosa hai provato in quel momento cantare con un No, big? ma io non l'ho mai inciso. Cioè la con cantasti lui. solo dal vivo allora? Dal vivo e poi dove, a Caserta, dove la cantaste? Sì, al Palamaggiore di Caserta. Com'è stata l'emozione di cantare? Allora ti spiego, questo qua era un brano che già era nell'aria, quindi io quando lo cantai nelle varie TV private già si vedeva e si sentiva l'odore del successo, che la canzone era forte. Gigi, che ovviamente lo conosciamo tutti, lo conoscono tutti, a parte per il cantante che è, ma soprattutto perché è un grande imprenditore, esattamente. diciamo. Lui subito ha fiutato comunque che c'era prese la canzone più importante del disco, quella che secondo lui era già destinata a diventare comunque un successo. E mentre eravamo a tavola mangiando, parlando, ecco, ascoltavamo il disco e disse: chissà canzone, viene a cantare al Palamaggiore di Caserta. E in quel momento tu che pensavi? In quel momento lui che comunque ma poi pensa un po', quei tempi là adesso super Gigi, eravamo proprio nel pieno di tutto, cioè sia economicamente come dire, non avevamo questa crisi che adesso c'è. Era un buon momento per tutti, diciamo. Quindi sì, i concerti, i dischi, ancora si vendeva e si riempiva alla grande. E quindi ragazzi, cioè, cantare in quel periodo con Gigi D'Alessio è stata una cosa indimenticabile e non nascondo che comunque ti dà quella marcia in più oltre al brano che comunque era fortissimo già. È sempre fortissimo. No, ora vediamo il video. Allora io immaginavo l'emozione tua, però comunque hai mantenuto il palco. Comunque tieni una padronanza che non è da tutti. Cioè io avrei dimenticato il testo per dirti io. Sì. Cioè, no, poi ti ripeto, non è che tu dici vabbè, tu già avevi fatto tantissimi impegni, tanti concerti. No, cioè quel periodo là io avevo fatto tante esperienze sicuramente, perché io ho sempre cantato con mio padre, eccetera eccetera. Però ero comunque tra virgolette vergine in questo senso. Ti sei trovato belle con la Ferrari. Allora, era abituato a guidare la macchina a 50, a un certo punto stava la Ferrari. Sì. Vediamola sta cosa, vediamola. Questa è una delle emozioni più belle che ha provato Rosario. Anche noi quando vediamo sto video eccolo qui, giovanissimo. Rimanendo vestiti, forse è meglio così. Evitiamo stasera di finire nel letto. Si rimane fermuto, ma che sfizia c'è sta. Mai parole stimane non possono fermare. Già si sono appiccicate da vonne studiare. E sta voglia fa amore più forte si fa. Più mi fa male, più voglio provare. Quello che sanno indifferito fa. Non so capace più di cancellare. Scritto in bietta a me, c'è sto nome tuo. E poi ti prova a non mi innamorare. Non passa un'ora e torna a ti chiamare. Voglio con male ma da fare. Perché prima di niente mi piaceva. Frase d'amore tagliata a metà, 1000 pezzi di cuore dispersi quella. Perché mentre mi scrive mi vuoi cancellare. Mi faccio male sulla ci pensare. E tutto il tempo voglio consumare. Perché nessuno mi potesse dare. Mezza parte ti fanno male bene. È un grande, grandissimo Rosario. Lasciamolo di sottofondo questa qui, ma bello, veramente
allucinante. Io c'ho un tatuaggio dedicato a questa tua canzone. Diciamolo, sta aneddoto, diciamo. Questa canzone, quando uscì proprio in quell'anno, cioè sto con mia moglie da tantissimi anni. Ancora oggi sentiamo questa canzone, è diventata un po' la nostra canzone. Il pezzo quando fai scritto in bietta invece su nome tuo, cioè stavamo in vacanza e ritorniamo a Napoli. Io mi sono tatuato il suo nome sul petto riferito a questa canzone. Cioè, ed è un motivo nostro di messaggi durante la giornata. Chi se ne proprio ieri, guarda che sta scritto qua. Cioè, gli mando i messaggini audio. Allora hai visto, non è una cosa giusta da fare. No. Guarda, quella mi risponde pure, c'è cuoricine, bacine. È una cosa nostra. No, ma insomma, diciamo che io nella mia ancora giovane carriera ho fatto delle cose assolutamente importantissime, scusami, e delle cose memorabili, perché comunque cioè sono cose che non puoi dimenticare, e poi comunque mi avvalgo di una grande squadra di professionisti importanti e innovativi come me, perché io quello che ho sempre avuto è la mentalità di guardare avanti, un po' più moderna, di stare avanti rispetto a quello che si sente, ascoltare anche altre cose magari si vede di solito. Sì, in questi periodi qua, ad esempio nel 2007 andava un altro tipo di linguaggio. La musica del momento non era a questo. Napoli, ok. Andava un altro tipo di linguaggio, un altro tipo di musica, e tutti si appoggiavano su quelle cose lì. Quando a me dissero tu devi fare queste canzoni così, dissi io no. Ti ci fa strade, no. Io dissi guarda, il disco che farò io sarà quello che piace a me, con un linguaggio, a questo punto Sergio Donati, che salutiamo anche, lo stesso che con la musica, vabbè, assodate, che è Chicco D'Alessio, perché Chicco è innovativo anche se non fa il disco a me. È come l'America, sta avanti 12 anni. E quindi già siamo a posto con Chicco D'Alessio. Però nei testi, anche nel genere, no però va che non mi interessa. Io feci male e feci male. Feci male lo saccheggiando. Ecco. Per questo è importante essere all'avanguardia, magari guardare oltre a quello che c'è, che va a quel momento, anche se va Rosario Miraggio, tu non è che devi fare tutto quanto la stessa cosa, per forza poi fare quello che faccio io, perché non è detto, ecco, che a parte poi che Rosario Miraggio già c'è, quindi converrebbe cercare di magari di creare una cosa ho più, detto Rosario Miraggio per dire Francesco, Alfredo, ovvio. E via discorrendo. Ovvio. Però ecco, io ho sempre guardato oltre e ho avuto ragione. Hai avuto ragione. Ho avuto ragione. Tantissima ragione. Hai avuto più che ragione. Allora, a questo punto altrimenti ci ammazza, no? Diamo spazio alle persone che ci stanno guardando da casa. Da questo momento in poi potete chiamarci, mandarci messaggi, vi raccomando, sintetici, così diamo spazio anche agli altri di chiamare, perché lo so che ci state... Ci sta pure una carrellata di messaggi quindi faremo... devo comparire. E poi dopo continuiamo con... ci prolunghiamo un po'. Allora, dice il direttore che ci prolunghiamo un po' perché ovviamente c'è un ospite, se tu ci sei, c'è la possibilità, poi al limite ordiniamo 2 pizze, che ne so. Eccolo qua, andiamo col primo. Vediamo. Ciao ragazzi, stamattina che bel miraggio, anche se piove. Vedere voi, esce il sole. Rosario, sono Titti. Purtroppo Marzo è così. Sono Titti Mandi. Marzo ti mando un bacione al mio bimbo Emanuele. Gli puoi dedicare la macchina 50? Abbiamo appena messa. Allora, io ne approfitto, devo fare un po' di saluti a Bruciapelo. Emi per Miraggio, sei il numero 1, Marica, poi saluto Rosa per Claudio che voleva un saluto da Rosario, poi saluto Peppe e Luigi che sono i miei barbieri di fiducia che amano Rosario Miraggio. Un saluto ovviamente anche da parte di Rosario. Un bacio forte, salutiamo anche il mio a questo punto. Però te lo chiedo, chi è il tuo barbiere di fiducia? Enzo Moccia. Io te lo stavo per chiedere come domanda, c'è una domanda particolare, c'è anche chi è il tuo barbiere di fiducia e lui aveva un'altra domanda per te. Vogliamo sapere che profumo usi. Ma no, perché... che ha richiesta. Ci stanno certi domande un po' così. Vari ne uso, perché a me cambiare. Piacciono i profumi, quindi ho tipo una passione, quelli là più particolari, però sono
fondamentalmente sono 3 o 4 che poi tra l'altro mi piacciono quelli là un po' dolci. Tipo uno a caso, Tipo il Bois d'Argent di Christian Dior. Bello. Oppure, che ne so, sempre di Christian Dior, Ambre Nuit. Sei francese, sofisticato. Sì. Salutiamo anche Gaetano, Oui. Teresa da Maddaloni, Anna da Sant'Antimo, auguri a Nunzia, auguri a Mamma Nenzi, poi salutiamo Maria da Napoli, Mina, Nunzia da Pomigliano, Bianca da Casoria, Grazia da Calvi Risorta. Quanta Li gente. salutiamo tutti. Tu volevi sapere quello là che tengo adesso? Dici la Sì. verità. Questo qua si chiama Insuperabile numero 1. Oh, non avevo mai sentito, vabbè, non sono proprio Anzi molto... no, numero 2, ci stava pure il numero 1. Ah, cioè, proprio la cultura abbiamo preso proprio... Pure col profumo c'è una cultura. Vai con le telefonate, Sì, vai. vai, prendiamola, vai. Pronto, buongiorno. Vediamo chi c'è. Sarà che io non so più amare o c'è qualcosa dentro me che non mi lascia vivere. Sarà una storia vecchia che mi è rimasta miete, ma per dispietto non mi faccio innamorare. Dici chi sei. Sono Gaetano, buongiorno. E chi poteva essere secondo te? Siamo in canzonetto quando, sai? Gaetano, vuoi salutare Rosario? E niente, è un sogno che diventa realtà, saluto il mio pubblico, saluto Rosario Io Miraggio, pubblico, è un sogno che diventa ma chi sei tu, realtà. Rosario Minacci? Saluto il mio pubblico. Gaetano, buongiorno. Comunque interagire in diretta 08101. No, ormai ce l'abbiamo via da fatica con lui a Gaetano. Se arriva lo accogliamo. Grazie Gaetano, un bacione, diamo spazio anche agli altri. Gaetano, Rosario, dimmi. sei grande. Grazie. A questo punto pure tu, Ogni, Personaggi. ogni canzone tua è un'emozione. Grazie. Veramente, perché sei un grande e lo meriti. Questa qua ti piace? Questa che sta su? Sì, ma amore, poche... Sì, un po' a cappella. Dopo facciamo qualcosa, facciamo un pezzo a Mica capo. m'annamoro. Dopo abbiamo questo il è video. Parlando di te. Abbiamo il video dopo, questo è Parlami di te, questa qua. Parlando di te. Parlani di te, alza un po' la voce, Andrea, un poco questa qua, ce la sentiamo un pezzettino. Gaeta, ti salutiamo, altrimenti non... Parlane de, ma dorma sera, parlane de, ma scende ancora, perché fino a che muore, a già credere ancora, che non starai sempre con me, vicino a te, sto in braccia a lontana da te. Non so nessuno senza freddi in tuo cuore, stanotte fa amore con me. Va giù, ce l'abbiamo solo noi, ma non a noi qua, noi a Napoli, cioè, non ce n'è per nessuno. Bella questa melodia, mi piace. Bello, tantissimo. bello. Questa qua è un pezzo... È dell'ultimo del disco. disco nuovo, sì. Mai via. Bello, un disco nuovo bellissimo che suona da Dio, come tutti i dischi tuoi, ovviamente stanno i pataterni. Sì, ma questo ancora di più. Si può dire i pataterni? Abbiamo fatto una piccola graffa, Sì. una piccola graffa, sono da Dio. Allora, ancora telefonate. Salutel? Però dopo ci sono degli amici che sono venuti a trovare che hanno una coreografia per te. Sì. Il piccolo Lucio. Marco Marfè, sto scherzando. Salutiamo il piccolo Lucio, Marco Marfè. Pronto? Stiamo giocando per lui. Chi c'è al telefono con noi? Pronto? Allora, nel frattempo salutiamo Lana, Terry da Fragola, che salutava Fatima e Maria, poi Silvia, Rosario e Anna Maria, Angela, poi Giovanna, Valentina Miraggiana che chiedeva: ci fai un pezzetto di I voglio a te live, se è possibile? Io Sì, chiedo. sì, Ambasciatore un portapine, bianco. I voglio a te, non ha voglia nata innamorata, muore per te, che mi scrive e mi cancella ancora, o saccio non so niente più per te, però sono sempre innamorato di te. Oh yeah, grande.
Rosario Minaccio, mi è venuta in mente una cosa simpatica. Io ogni anno quando vado a mare, magari mi capita di andare, che ne so, a Barcatura oppure a qualche parte, ci sta un tizio che passa con un come si chiama questa cosa con i dischi? Carrettino. Con carrettino, e ogni anno fisso. C'è martella, in senso sempre buono, con le canzoni di Rosario. Quindi ogni anno, pur se magari non essere un singolo nuovo Rosario, lui passa e spazia. Vabbè, che l'è per vendere. Ma non è idea, e la gente si fa una folla mai vista davanti. E ogni anno fissi dico, questo è il singolo, magari poi ti fa sentire tutto l'album, ti fa pure e tu capito, già sai cosa vai a comprare. È una cosa, è una cosa trovata non si è commerciale. Dovrebbero comprare originali, però facciamo vivere Vabbè, fa parte di Napoli, dai. Facciamo vivere anche loro. Magari vendissi, diciamo, quelli là originali. Già con questo disco qua, però lo sai la cosa che ho notato? stessimo chissà quante copie. Però la cosa che ho notato su Spotify, perché io intanto vado a vedere e vedo che sui pezzi tuoi non hai idea di quante persone comunque li vanno ad ascoltare, e là comunque chi ha scritto il pezzo comunque ha qualcosa, cioè ha qualcosa, va anche agli autori, quindi su Spotify non hai idea quanta gente comunque sente i pezzi tuoi, ma tutti i pezzi dell'album. Però lasciandoci a questa cosa, no, di questo qua che vende sulla spiaggia, come diceva Siani in uno sketch, esce sempre prima un pezzotto e poi questo sì, ma l'importante è che la gente certo il contrario. Vabbè, c'è ancora qualche telefonata, perché altrimenti andiamo avanti con Pronto? Ludo, sono sempre Rosa. Rosa, ce l'hai fatta, eccolo qua, tutto per te. Grazie. Ciao. Allora, innanzitutto ciao Rosario, buongiorno. Buongiorno. Ti faccio i complimenti per la tua carriera. Grazie. Volevo farti una domanda, Dimmi. se è possibile. Sì. Allora, quanto ti ha dato Napoli essendo figlio d'arte, cognato d'arte e nipote d'arte? Ma tantissimo, perché E quanto ti ha tolto, se ti ha tolto qualcosa Napoli? ma no, Napoli non mi ha tolto niente, mi ha solo dato, assolutamente. Poi se tolto vogliamo intendere che quando ti presenti in altre situazioni, diciamo, nazionali, hanno la puzza sotto al naso, poi questo è un problema loro, non è un problema né mio né della mia città di Napoli, perché Napoli a me ha solo dato tanto, anzi la nostra è una realtà più importante di quella che hanno le altre città, perché tu se fai successo a Napoli non è uguale fare successo a Bari, ma non per, voglio dire, io amo tutte le città dell'Italia, però io sono realista, non sto dicendo nessuna, quindi fare successo a Napoli non è come fare successo in tanti altri posti dell'Italia. Se diventi un artista importante a Napoli hai sicuramente una risonanza maggiore e diversa se fai successo a Torino, se parti da Torino, voglio dire, cioè non è la stessa cosa, quindi mi ha dato tantissimo. Le altre situazioni invece ti possono dare l'essere figlio d'arte, l'essere nipote d'arte, ma non sempre sono solo vantaggi, come magari qualcuno può pensare, non sempre. Io sono convinto che alla fine, come si dice a Napoli, se non ottiene può essere pure figlio di, che ne so, di Pippo Paolo all'epoca, oppure cioè se non hai talento non arriva da nessuna parte. Vabbè, sicuramente, cioè, quindi io ti posso portarti a mangiare in un bel ristorante con la mia come dire garanzia, però se poi a te non ti piace non vai a mangiare più, giustamente. Alla fine Giusto. tutto è destino. Questo è così, e ci sono tante diciamo tanti personaggi che dimostrano quello che io dico, figli d'arte che non faccio nomi perché io sono il figlio di Gianni Morandi, voglio dire. Vabbè. Scignitella. Scusa Gianni Morandi. Tanto sicuramente non ci sta nemmeno però il figlio di Gianni Morandi è curioso, per esempio. Sì, ma non è il solo. Sto dicendo una cosa. Anzi essere a volte è pure un peso, sì. Sì, quando sei figlio d'arte oppure vieni da altre parentele, a volte è anche più uno svantaggio che un vantaggio, perché vieni sempre paragonato e magari non sempre riescono ad essere all'altezza della situazione. Vedi il figlio di Fabrizio D'Andrea, per dirti. Io nel mio caso mi sono sempre difeso bene. Se la mia fanpage
è la più seguita di tutta Napoli, di Tutta la Campania. vuol dire che cosa Maurizio? Bravo, io pure quella Sicuramente. La cosa che ho notato, non me ne vogliono i colleghi, amici. Cioè, Rosario, per esempio, non voglio fare paragoni, ma io quello ho visto. Cioè, amici stretti che magari fanno questo da più anni e sono. No, esagerato. Cioè, Questo Rosario lo ha dico. una popolarità incredibile. E poi una volta mi raccontò Chicco, mi raccontò una cosa, che una volta andarono allo stadio. Vabbè, vanno spesso. Sì. Però non si può cioè, con Rosario allo stadio non si può andare perché loro stavano tipo in tribuna, ma dove vanno? Cioè, fa paura, è come se per esempio fosse, che ne so, un Higuain, Sì, cioè un sì. Cavani, fa paura, No, mi cioè fa paura. Per questo ribadisco la Cioè, mia città, che mi ha tolto. Niente, quello è il risultato, niente. cioè, È Mi ha solo- l'attaccante della musica. Anzi, guarda, tra tutte Bravo. le cose che abbiamo citato, la mia città è quella che mi ha dato di più. È quella che comunque non mi tradisce mai e che mi fa fare belle figure dappertutto. Perché pure se vado in Germania e trovo i napoletani, comunque loro mi fanno fare delle bellissime figure. Se poi proietto dei video dei miei concerti Troppo bello, fatti qua a Napoli, faccio solo belle figure. Quindi bellissimo. Napoli forever. Ah, belli. Poi ci arriveremo al 31 dicembre 2015 perché è una delle cose bellissime che ricordo. Io mi immedesimo in lui perché io il 31 dicembre stavo lavorando e stavano trasmettendo questo Capodanno, però ne parliamo Ma dopo. guarda, perché però è stato è stata bella, però qua pure da già pezzo plebiscito, secondo me è stata da proprio. già richiama. Ha fatto un errore. Da già richiama perché Non è il 31 dicembre 2015, 2014. no. Vabbè, a cavallo. È la stessa cosa. Era Capodanno che sì, tu stavi. sì, era Capodanno. Però è stata un'esperienza bellissima, assolutamente. Ah, no, ok, Però, il 26 ancora. Però non è a paragonabile quella del al 26. 26 dicembre. Ne parliamo. Nonostante lì ero in diretta mondiale. Ne parliamo, ecco, perché là è una cosa. a volte le emozioni che Giusto. provi non sono paragonabili E poi ci arriviamo, perché all'essere famosi, capito? poi tutti i preparativi per farla questa cosa qua. La Maricia, aspetta. Allora, andiamo un attimo. Vabbè, poi quando è dopo Ci parliamo di questa cosa che